Onorevole Di Mauro, l'abolizione delle province voluta dal governo regionale ha fatto insorgere l'opposizione. Ma qui non è una battaglia contro che l'opposizione sta assumendo quasi per partito preso, è la nostra posizione politica rispetto a una norma manifesto che scaturisce dalla presenza in talk show del Presidente della Regione, che propone l'abolizione di un organismo che comunque ha avuto una sua storia, una sua valenza nel territorio siciliano, e non si discute di cosa sarà il futuro, non solo del personale, non solo di tutto quello che è il patrimonio, ma anche dei servizi che in questo momento rende, e il consorzio quali altri servizi dovrebbe rendere. Quindi una norma abrogativa senza immaginare una prospettazione di quello che deve essere il futuro dell'istituto consorzio, e di questo non c'è nemmeno cenno nelle repliche o nelle dichiarazioni che ha fatto il Presidente della Regione. Da parte nostra quindi nessuna, mi permetto di dire, nessuna carta affidata così in bianco al Presidente della Regione, ma la necessità di un confronto vero in aula, e soprattutto l'idea che ci possa essere un sistema elettorale di secondo grado che tolga la possibilità al popolo, in un momento in cui tutti i sistemi elettorali sono a elezione diretta, ci sembra un modo molto centralista di tentare di governare non solo la regione, ma adesso affiancare anche tutti gli enti periferici. Io credo che, al di là del fatto che per 10 anni ho fatto il presidente della provincia e ci può essere questo legame affettivo, ma io lo dico con grande lucidità ma anche con assoluta concretezza, che abolire le province oggi è una forma di assoluta miopia, perché questa legge non comporterà assolutamente nessun vantaggio dal punto di vista economico-finanziario, ma anzi sono convinto che appesantirà ulteriormente la spesa pubblica, e questo lo vedremo fra 2 o 3 anni con la creazione delle aree metropolitane e dei relativi consorzi. Tutto questo naturalmente lascia più che una perplessità. La prima è che fine fanno i dipendenti, la seconda è i mutui che le province hanno contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, a chi verranno caricati. La terza, che fine fa la questura d'Agrigento? Ci deve essere la questura del consorzio del libero comune d'Agrigento, la prefettura del libero consorzio d'Agrigento. La quarta è il fatto che viene meno un principio, che è quella della rappresentanza popolare, perché quando un consiglio viene eletto con un meccanismo di secondo livello, cioè che i consiglieri comunali eleggono i propri rappresentanti e non li elegge il popolo, si verifica quello che è successo con gli auto, quello che è successo con i vecchi comitati di gestione, le vecchie ASL, in cui il tipo di elezione era lo stesso, e si verifica quello che esiste col lato idrico, e si verifica in pratica tutta una serie di vicende per cui questo consorzio Libere Comuni viene trasformato in un ente di sottogoverno alla voglia e alla mercé dei partiti.